Porte girevoli al velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Amici sportivi, benvenuti e bentrovati a Palermo oggi al velodromo Paolo Borsellino, dove si giocherà il match valido per il campionato allievi regionali Under 17, dove si sfideranno TF Club contro Terzo Tempo. Dopo il match dove hanno disputato la gara i cugini dell'Athletic Club Palermo Under 15, adesso scende in campo l'Under 17. Vediamo come la squadra di casa si dia la carica prima dell'inizio del match. Le due squadre si dispongono a centrocampo. Forse facciamo in tempo a leggere velocemente la formazione della squadra di casa. Abbiamo col numero 1 Veliu, col numero 2 Villardita, col 3 Pisano, col 4 Niceta, col 5 Fava, col 6 Schiazzano, col 7 Bronzino, col numero 8 Sistori, col numero 9 Parrino, col numero 10 Costa, col numero 11 Troia, col numero 12 Verdicaro, col 13 Civiletti, col 14 Cassataro, col 15 Cangemi, col 16 Sarro, col 17 abbiamo Gilia, col 18 Mancuso e con il 19 Manzella. Ma come abbiamo visto già il match è iniziato. Vediamo chiaramente in maglia arancione la squadra ospite, il Terzo Tempo, mentre in maglia bianca il TF Club. Subito un primo affondo da parte del Terzo Tempo. Poi pallone che viene allontanato dall'estremo difensore Lentini. Ci sarà una punizione in favore del Terzo Tempo. Punizione che va dritta in aria, poi viene allontanata dal numero 3 Pisano e favorisce la ripartenza della TF. Palla tra i piedi del numero 9 che potrebbe optare e riesce a mettere in mezzo il pallone, non riesce ad agganciarlo a dovere Troia. Poi palla che viene allontanata, ma che viene recuperata da Pisano, che si appoggia al compagno. Poi palla a Sistori. Niceta va per appoggiarsi a Fava, che a sua volta si appoggia al compagno alla sua destra. Ancora palla tra i piedi della TF, che si prende tutto il tempo per impostare la manovra, poi opta per il lancio sulla destra Parrino. Pallone che va in mezzo, subito una grande occasione per il numero 11 Troia. Che si guadagna il primo calcio d'angolo del match. Calcio d'angolo battuto corto. Pallone in mezzo e poi subito il gol che sblocca la partita. Invece no, alza la mano il direttore di gara. Fuori gioco. Rimane dunque 0-0 il risultato. Si ripartirà da una punizione in favore del Terzo Tempo.
punizione che viene battuta, ma che vede subito svettare uno dei giocatori dell'ATF, poi il direttore di gara ferma tutto. Si ripartirà dunque da una punizione, un'altra punizione in favore del terzo tempo, molto vicina alla porta dell'ATF. Punizione battuta, si va ad infrangere sulla barriera, ma fischia di nuovo il direttore di gara e indica il dischetto, probabile dunque il fallo di mano. Sarà dunque rigore per il terzo tempo. Un avvio di gara ricco di sorprese. Subito Veliu chiamato a tenere il risultato in parità. Arriva il fischio del direttore di gara, nel frattempo batte il numero 7 del terzo tempo. Veliu riesce inizialmente a parare il tiro, ma poi sul rimpallo la squadra ospite si porta in vantaggio. La strada si fa dunque subito in salita per l'ATF, che inizia subito con il duro risultato di 0-1. Non sembra però abbattersi al fatto, anzi sembra aver dato ulteriore carica alla squadra questo rigore ricevuto subito. Palla ancora tra i piedi dell'ATF. Palla tra i piedi del numero 11 che si trova a tu per tu con il portiere. Calibrato male il tiro però di Troia, che non trova lo specchio della porta. Rimessa al fondo nel frattempo battuta. Pallone che va dalle parti di Troia, poi viene recuperato dal numero 3 che mette il pallone in mezzo. Attenzione, ancora pallone lì e poi il tiro murato da Lentini, che poi rinvia lungo. Grande rischio per Veliu. Pallone ancora tra i piedi al terzo tempo. Poi ferma tutto il direttore di gara. Punizione battuta nel frattempo. Ancora palla tra i piedi di Troia, scambio con i compagni, poi pallone che arriva tra i piedi del numero 9, palla che rimane però lì, facile per Lentini da semplicemente afferrare con le mani, dopodiché opta per il lancio lungo che viene subito intercettato dall'ATF, però tutto regolare per il direttore di gara che invita il giocatore dell'ATF a rialzarsi. Rimessa laterale battuta dall'ATF, poi tiro murato e
Terzo tempo che può provare a ripartire, ma recupera subito il pallone la TF. E poi va a terra uno dei giocatori della squadra di casa. La tensione certamente non sarà poca, visti i numerosi provvedimenti che sono stati presi dal direttore di gara nei primissimi minuti del match. Nel frattempo si ripartirà da una punizione interessante per la TF. Due uomini in barriera per il terzo tempo. Punizione battuta, palla che finisce in mezzo e poi sbatte sulla traversa. La TF va vicinissima a mettere il match in parità nuovamente. Nel frattempo va Pisano sul pallone e si guadagna un calcio d'angolo. Battuto l'angolo, pallone che rimane in aria, poi viene allontanato dal terzo tempo. Lancio lungo della squadra ospite, ci arriva però con facilità la difesa della TF che si appoggia a Veliu. Rimessa laterale, battuta da Pisano. Palla che va dalle parti di Schiazzano, che poi si appoggia a Veliu. Guadagna metri la TF. Poi pallone che va tra i piedi di Troia. Ancora palla tra i piedi di Pisano, che crossa in mezzo per i compagni. Ancora pallone che rimane lì, ma che non riesce a rimanere in gioco. Si ripartirà dunque da una rimessa dal fondo di Lentini. Palla tra i piedi della TF. Poi uno strattone abbastanza vigoroso porta il direttore di gara ad uscire il primo cartellino giallo del match. A riceverlo è il numero 11 Spataro Tommaso. Si ripartirà dunque da una punizione in favore della TF. Punizione battuta, arriva dalle parti di Pisano. Palla che rotola dalle parti di Veliu, che decide di allontanarla con le gambe. Palla ancora tra i piedi di Veliu.
Lancio lungo di Bronzino a cercare Troia, che si trova a tu per tu con il portiere e viene anche in questo caso vistosamente trattenuto. Arriva il giallo e arriva la punizione ai limiti dell'area. Intransigente e rigido il direttore di gara nei provvedimenti. Ci si prepara alla battuta della punizione che potrebbe riportare in parità il match. Batte il numero 9 che va dritto in porta, poi Lentini allontana con le mani in calcio d'angolo. Aveva provato a puntare dritto alla porta Parrino. Calcio d'angolo battuto, pallone che non riesce a trovare la testa di nessuno, però ferma ancora una volta il direttore di gara il gioco. Pallone che rotola dalle parti di Veliu, che afferra con sicurezza tra le braccia e poi va verso Pisano, che scambia ancora una volta con Veliu. Lancia lungo Pisano, prova ad intercettare di testa Parrino, palla che però termina fuori. Si prepara a battere la rimessa Favarò. Nel frattempo direttore di gara a colloquio con il mister della TF. Batte Favarò. Pallone che va dalle parti di Veliu, che ancora una volta afferra con sicurezza tra le braccia e lancia il compagno sulla corsia di destra. Palla tra i piedi di Troia, che prova a servire il compagno in mezzo, legge bene però la difesa del terzo tempo. Poi pallone che rotola fuori. Nel frattempo vola un altro giallo, probabilmente per proteste, se non sbaglio ai danni del numero 4 Niceta. Veramente intransigente il direttore di gara, lo ha dimostrato ampiamente in questi primi minuti di match.
Una strategia che può avere il duplice esito. Il primo è quello di mantenere bassa la temperatura sin dal primo minuto, il secondo invece è di attirarsi le ire di entrambe le squadre. Fatto sta che alla fine dei conti è sempre lui a tirare fuori i cartellini e avere l'ultima parola. Nel frattempo lancia lungo il numero 9 della TF a cercare Troia, palla che però termina troppo lunga, facile tra le braccia di Lentini che lancia lungo, intercetta Pisano che riporta il pallone in avanti. Altra palla lunga, ferma momentaneamente il gioco il direttore di gara. Lancio lungo della TF. Lancia Parrino sulla corsia di destra, lancio però troppo lungo, termina fuori. Arriva subito un primo cambio per la TF. Ad entrare il numero 14, Cassataro Flavio. Esce il numero 3 Pisano che sembra aver avvertito un fastidio alla gamba. E attualmente si trova sdraiato a terra al lato della panchina, può essere che si tratti solo di crampi. Fatto sta che il giocatore probabilmente ha richiesto il cambio al proprio mister perché non si sentiva in grado di continuare. Messa laterale battuta, poi ferma tutto il direttore di gara. Battuta lunga della squadra ospite, ferma ancora una volta il gioco il direttore di gara. Si riparte da una punizione per la squadra ospite che sventaglia il pallone dalla parte di Veliu, poi palla che viene allontanata, può ripartire la TF tra i piedi del numero 9 che poi va a servire Troia, ancora Troia va per mettere il pallone in mezzo, poi arriva il tiro del numero 10 che non riesce a insaccare il pallone. Altro tentativo d'assalto della TF che vuole rimettere il match in parità dopo il rigore arrivato nei primissimi minuti del match. Nel frattempo va Lentini che lancia lungo. Recupera il pallone la TF. Lancio lungo. Palla sulla corsia di destra. Poi tentato il tiro che però non inquadra lo specchio della porta. Lentini si limita a osservare il pallone uscire.
Nel frattempo il cronometro che continua a scorrere, siamo al 24esimo minuto di gioco, 1-0, il risultato in favore della squadra ospite. Altro pallone intercettato dall'ATF. Poi palla che arriva dalle parti di Parrino, che rimette il match in parità. E che esulta andando a guardare gli spalti. Ristabilisce la parità l'ATF. Ora il match è punto e a capo. Si riparte dunque con il risultato di 1-1 al velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Buona lettura da parte della difesa dell'ATF, che ora con rinnovata carica torna all'assalto. Parrino si guadagna anche un fallo. Per l'ATF è come se il match fosse iniziato in questo momento, dopo aver cancellato il brutto episodio verificatosi nei primi minuti di gioco. Finora è effettivamente la squadra di casa ad aver fatto la partita. TF che, nonostante l'episodio a sfavore nei primissimi minuti di gioco, si è dimostrata sin da subito sicura dei propri mezzi e delle proprie capacità, e mantenendo la calma sapevano che il pareggio sarebbe arrivato. Adesso chiaramente però la squadra di casa non si accontenta e subito cercato il gol del vantaggio dal numero 7 Bronzino, che è andato veramente vicino a insaccare il pallone. Rinvio lungo. Ancora pallone tra i piedi dell'ATF, che prova un altro affondo. Prova il tiro Parrino che viene murato. Palla tra i piedi di Bronzino, che cambia direzione e poi crossa in mezzo. Allontana di testa la difesa del terzo tempo. Però ancora TF all'assalto, ferma tutto il direttore di gara. Si riparte nel frattempo da una punizione in favore del terzo tempo, che prova a presentarsi nuovamente alla corte di Veliu. Chiude bene però la difesa dell'ATF. Il subentrato Cassataro non si fa trovare impreparato e spedisce il pallone fuori. Si ripartirà però da un calcio d'angolo in favore della squadra ospite. Calcio d'angolo subito battuto. Palla che però viene recuperata dall'ATF, che può provare a ripartire. Palla tra i piedi di Bronzino.
che lancia lungo verso Troia. 1 contro 1 di Troia che riesce a saltare l'avversario. Ancora Troia in area. Servito Bronzino. Poi Bronzino si appoggia ai compagni dietro. Palla che rimane ancora lì e poi il direttore di gara fischia il fallo. Punizione molto interessante per la TF. Sistema il pallone Parrino. Cinque gli uomini in barriera nel frattempo per il terzo tempo. Arriva il via del direttore di gara. Parrino tira dritto in porta, non riuscendo a inquadrare bene lo specchio della porta, però palla che termina fuori. Lancio lungo di Lentini. Si riparte nel frattempo da una rimessa laterale in favore del terzo tempo. L'arbitro invita a continuare. Nel frattempo arriva qualche protesta dagli spalti, secondo cui il pallone era uscito fuori. Nel frattempo si alza la bandierina, in questo caso la mano del direttore di gara per fuorigioco. Subito battuta la punizione dalla TF. Ferma il gioco il direttore di gara, credo per un presunto fallo di mano. Mister della TF che invita i suoi ad essere impeccabili, in quanto si è reso conto che il direttore di gara è particolarmente esigente. Subito battuta la punizione, che però il direttore di gara invita a ribattere. Lotta sul pallone Niceta, che poi finisce a terra, si guadagna una punizione. Punizione battuta. Palla tra i piedi di Schiazzano.
Poi Bronzino prova a metterla in mezzo. Palla battuta Bronzino, poi poco chiaro scambio di intese con Parrino. Pallone che viene regalato sostanzialmente al terzo tempo. Battuta la rimessa laterale, intercetto di testa la TF, pallone tra i piedi della squadra di casa. Palla dalle parti di Bronzino che inizialmente forse non si aspettava questo pallone. Scambio con Schiazzano che mette il pallone in mezzo, poi ci pensa Lentini ad afferrarlo con le braccia. Lancio lungo di Lentini. Lancio lungo della squadra ospite, costringe Velio ad uscire con le gambe. Palla ora che torna tra i piedi della TF. Ancora un altro tentativo d'assalto. Esce il cartellino giallo ai danni del numero 5 Fava, il direttore di gara, e concede una interessante punizione per il terzo tempo. Va alla battuta a Piccione che prova a puntare dritto alla porta, palla che però non riesce ad inquadrare lo specchio e termina fuori. Nel frattempo direttore di gara che va a colloquio col mister della TF. Pallone tra i piedi della TF. Palla che viene recuperata dal terzo tempo che ha provato a mettere il pallone in mezzo. Non ci è riuscito il numero 11 Spataro, ma si è riuscito comunque a guadagnare un prezioso calcio d'angolo. Va Massa alla battuta dell'angolo, però rimane a terra uno dei giocatori del terzo tempo. Ferma momentaneamente il gioco il direttore di gara.
Grande occasione tra i piedi di Bronzino, che si appoggia al compagno, palla che rimane lì, prova il tiro Parrino, poi ferma tutto il direttore di gara e indica il dischetto per un fallo di mano. Sarà dunque rigore per l'ATF. Va Parrino al dischetto, con Lentini che riesce a sventare il rigore e salvare momentaneamente la parità del match. Grandissima intuizione dell'estremo difensore della squadra ospite, che mantiene il match in parità. Palla tra i piedi dell'ATF, che si è fatta scappare una ghiotta occasione per portarsi in vantaggio, ma che certamente non può e non deve perdersi d'animo. Subito Bronzino prova a rimettere il pallone in mezzo, ferma tutto il direttore di gara, due gli uomini del terzo tempo a terra. Richiesto l'intervento degli assistenti. Riprende il gioco. Pallone tra i piedi di Bronzino, che si appoggia al compagno alla sinistra. Arriva il tiro, smanacciato lontano da Lentini. Esce Veliu per sventare l'assalto del numero 11 del terzo tempo. Palla ancora tra i piedi dell'ATF.
palla a Bronzino che scambia con il compagno, poi Schiazzano crossa in mezzo, va per uscire Lentini, poi pallone che rimane lì, tenta il tiro anche Parrino, tentato poi un secondo tiro che però termina troppo alto. Arrivano nel frattempo le indicazioni da parte del direttore di gara, saranno 5 i minuti di recupero di questo primo tempo, che ha visto certamente diverse interruzioni, tra cui 2 rigori assegnati, uno realizzato al terzo tempo, uno parato dall'estremo difensore della squadra ospite. Si riparte nel frattempo da una punizione in favore della squadra ospite. Pallone che rotola dalle parti di Veliu, che in tuffo afferra il pallone. Lobrick si appoggia al compagno alla sua destra, che poi lancia lungo. Si parte da una punizione per l'ATF. Lancio lungo. Poi ferma tutto il direttore di gara. Probabilmente un altro fallo di mano, sarà dunque punizione per l'ATF. Punizione battuta, che però non trova né i compagni né la porta e termina sul fondo. Mancano 2 minuti al termine della prima metà di gara. Tempo Lentini lancia lungo, pallone ancora tra i piedi dell'ATF. Lotta fino all'ultimo secondo sul pallone Bronzino, poi un piccolo dispetto di Favarò che allontana il pallone. Ferma tutto il direttore di gara per un intervento falloso ai danni del numero 3 Orlando. Si riparte dunque da una punizione in favore del terzo tempo. Punizione battuta.
Stavolta il direttore di gara, ben attento, ha visto che si trattava di un intervento regolare. Nel frattempo si alza la mano dell'arbitro che dichiara il fuorigioco. Sono finiti 5 minuti di recupero, molto probabile, e infatti arriva il duplice fischio del direttore di gara. Termina sul risultato di 1-1 il primo tempo di TF, terzo tempo. Squadre che ritornano negli spogliatoi, ci vedremo all'inizio del secondo tempo. Verso lo Bosco, grande sponda, occhio a Manno che entra nel rigore, la ripropone dall'altro lato verso Canino, risposta di Grimaudo e prima occasione della partita. Non è faccia andare ad attaccare il Lo Bosco, ci prova, la salita bene la difesa dell'Accademia, sta per passare Lo Bosco e si ripropone sull'out di destra verso Canino che mette dentro, proprio per Lo Bosco che aveva trovato lo spazio e il tempo. Destro e mancino, più una posizione per Lo Nigro, infatti parte lui a girare. Grimaudo sembrava esserci sulla traiettoria, forse addirittura levato le mani. Appena ancora una volta palla al piede il numero 4 in mezzo a due, poi esagera e passa Manno, ancora a cercare Lo Bosco. Vincenzi, pallone profondo verso Lo Bosco che si coordina, la sblocca il Marsala, è tutto regolare, ha segnato Lo Bosco che per attitudine sembrava quello più dentro la partita. Grandissima la palla in profondità, gioca più, dunque a piede invertito il numero 10. Bosco non è fuori gioco, lancio lungo verso Manno che va a lottare con Pulo, è passato Manno, tocco sotto e 2-0 Marsala. Insorge il pubblico di casa, arrabbiatissimo Genna che prende il cartellino giallo, chiama lo schema Campanella, vediamo se va lui. Infatti sì, è un tiro verso la porta, così pieno Manno, poi destro, prende gli applausi a Ficarrotta, sinistro a raso terra, non mette il coccodrillo Furnari e pulisce lì Luca Ficarrotta. 2-1, l'Accademia prova a rimettersi in partita. Poi si gira, Campanella lascia sempre qualche metro di troppo probabilmente. Canino, secondo palo, ottimo inserimento di Tarantino che mette dentro per Brasolin, grandissimo l'inserimento di Tarantino che tiene questo pallone, lo rimette dentro, Brasolin si inserisce e fa 3-1 per i Granata. Campanella però sbaglia, Vincenzo a servire Sferruzza, la posizione regolare, appoggio verso Brasolin, destro, occhio Sferruzza che se la stava andando a riprendere, ad allungare la maglia fra i due Granata. Ancora Ficarrotta, ci riprova da calcio piazzato a girare, palo pieno, ma che traiettoria, era uscita dal mancino del giocatore in maglia 10, l'ha toccata forse, poi sul pallone riproposto in area di rigore, Furnari è imperfetto, Caboschi sale in area di rigore e mette dentro il gol del 3-2 dopo l'urlo strozzato in gola. Si salva dal cartellino e ci poteva stare. Qui Campanella verticale a Ficarrotta, occhio e può inventare in 10, grande palla per Idrizzu e qui si riscatta il capitano del Marsala che va col sinistro a girare sopra la barriera. Grimaudo però è attentissimo e l'aspettava lì. Lungo il lancio e arriva adesso il triplice fischio, il Marsala conquista 3 punti importantissimi nel derby con l'Accademia Trapani. Il Lascari Cefalù gioca una fetta di promozioni in eccellenza ospitando allo stadio Ilardo il Città di Villafranca che gravita in zona playoff e punta su questa partita per cercare di rosicchiare punti importanti alla capolista, ma qui prima ingenuità da parte della difesa, retropassaggio al portiere,
il direttore di gara opta per una punizione a 2 all'interno dell'area di rigore e allora sul pallone si presenta Pippo Tiscione, traiettoria magica del centrocampista palermitano che batte il portiere avversario, trova il gol del 1-0, in questo caso battuto l'estremo difensore ospite che rimane fermo. Taranto non può nulla, ma all'8° minuto azione da palla inattiva e Città di Villafranca pareggia i conti con Rivainera dopo un batti e ribatti praticamente nell'area piccola. Nulla può man mano e allora dopo 8 minuti è già 1-1 allo stadio Ilardo di Lascari, con gli ospiti che recuperano subito. Al 17° minuto torna ad affacciarsi in avanti il Lascari Cefalù. Mocciaro ignora i compagni, va ad incrociare col destro, la palla si perde fuori. Poi alla mezz'ora calcio di punizione, esce male Taranto e Lascari Cefalù però non ne approfitta. La palla finisce fuori, minuto 38, calcio di punizione dall'altra parte per la squadra di Mister Comito. Ancora Fazio con una traiettoria perfida che per poco non si insacca. Poi nella ripresa, dopo 7 minuti, Arrigo commette questo fallo, il direttore di gara non ha dubbi, estrae il secondo cartellino giallo, espulsione per Arrigo. Città di Villafranca con l'uomo in meno per più di 40 minuti, allora il Lascari Cefalù prova ad accelerare, ad aumentare gli sforzi per riportarsi in vantaggio. Qui l'inserimento dalle retrovie di Tiscione col colpo di testa al minuto 58 che si perde fuori, ma al minuto 68 grande parata di Mammano sul colpo di testa, sui sviluppi di un altro angolo da parte di Rivainera. Tornano a farsi vedere gli ospiti che non mollano nonostante l'uomo in meno. Qui conclusione dalla distanza da parte di Laquidara con la palla che esce di pochissimo. Mammano sembrava in traiettoria dall'altra parte. 3 minuti dopo, azione tambureggiante del Lascari Cefalù conclusa con il colpo di testa da parte di Pastorella che per poco non fa 2-1. Passano altri 7 minuti, minuto 83, ancora azione che parte dalla destra per il Lascari Cefalù. La sfera arriva dalle parti di Mocciaro che si gira, prova a calciare, colpisce solo l'esterno della rete, ma al minuto 89 con l'ennesima azione dall'auto di destra la palla arriva in area dove c'è, come di consueto, Danny Mocciaro che stavolta raddrizza la mira e segna forse il gol più importante della stagione per il Lascari Cefalù, che poco prima del 90° passa in vantaggio e dopo 5 minuti di recupero, dopo il triplice fischio, vince un'altra partita allo stadio Ilardo, battuto il Città di Villafranca 2-1 e vetta sempre più consolidata da Sportiside. Tutto, alla prossima! Bosco non riesce a controllare bene il pallone, poi spazza via il pallone, rimane ancora tra i piedi suoi. Bosco gioca da fuori area per lo Cicero, 1-0, subito TF, i primi 10 minuti di gioco, passa in vantaggio con un azione laterale per cercare Bosco, palla che rimane lì. Ancora TF Popolana, adesso attenzione a spina e sinistro e arriva il gol del numero 7 Spina, protegge col corpo per lo Cicero che prova ad andare via, palla per Bosco, buono 1-2, gioca benissimo qui il destro e arriva un altro gol di lo Cicero, doppietta per lui ed è 3-0. Cercare Fauci, attenzione perché adesso c'è la prateria praticamente davanti a sé. Bosco può andare via, Bosco a secondo c'è Fauci, in mezzo il pallone per Spina col destro, salvataggio sulla linea, Fauci ancora il sinistro, la palla arriva lì, Bosco, arriva il gol 4-0 della TF. Ha provato lo Sport Palermo qui a difendere la porta a le sue qualità, si vede che è molto superiore rispetto agli avversari oggi. Rimini, il passaggio lungo linea per Bosco che è in gioco, va via Bosco, c'è Fauci in mezzo, molto lento di difensore, Bosco 5-0, arriva la rete del numero 10, ancora sulla sinistra adesso Fauci mette in mezzo per Randazzo, c'è Spina, Randazzo, arriva il gol dell'appena entrato numero 17 Randazzo su un attimo assist di Fauci, la lunga di Cavallaro a cercare Randazzo, c'è Fauci accanto, Randazzo porta via il pallone, Randazzo per Fauci, Fauci controlla, Fauci 7-0, vedete il gol del capitano,
mette il pallone in mezzo con il sinistro per Randazzo che controlla, poi sinistro, altro gol di Randazzo che è entrato dalla panchina benissimo, cercare Fauci, c'è Randazzo sulla destra, Fauci, Randazzo controlla, può arrivare la tripletta, Randazzo, qui Velletari, il tiro troppo facile per lui, vuole provare a fare gol, ma arriva il gol dell'esterno sinistro che manda un bacio alla tribuna. Dalla battuta c'è Fauci che controlla giù col petto, prova a girarsi, Fauci entra, c'è invece Damiata e sono 10, un incubo oggi per lo Sport Palermo. Palla per Bagnato in anticipo, l'arbitro lascia giocare, attenzione perché può partire, adesso il contropiede riesce a passare bene, si va a saltare Mantioni, entra dentro l'area, in mezzo rientra, ottimo il destro ed arriva il gol dello Sport Palermo, ottimo, bello il gol soprattutto, ed è finita, finisce la partita. Quasi tutto pronto per l'inizio del secondo tempo di TF terzo tempo. Il primo tempo è terminato con il risultato di 1-1. Match subito sbloccato dal rigore assegnato al quinto minuto al terzo tempo. Poi la squadra di casa è riuscita a riacciuffare il pari, sprecando però l'occasione di passare in vantaggio grazie ad un rigore concesso. Nel frattempo, mentre l'arbitro controlla le reti di una delle due porte, si preparano due cambi per la TF. Ad entrare è il numero 13, Civiletti Andrea. Quasi tutto pronto per iniziare, si aspetta solo il fischio di inizio del direttore di gara. Arriva il fischio d'inizio e può iniziare, e invece no, invece adesso arriva il fischio d'inizio e può iniziare il secondo tempo di TF terzo tempo. Lancio lungo del terzo tempo,
e subito si presenta alla corte di Velio, tentato il tiro, mancato lo specchio della porta. Buona occasione per Spataro per riportare in vantaggio la sua squadra. Subito un forte segnale ai padroni di casa: noi ci siamo. Tempo Veliu batte corto, palla che va all'appena entrato Civiletti, scontro un po' troppo vigoroso per il direttore di gara, sarà punizione per la TF. Va per battere Civiletti, all'indietro per Cassataro, entrato nel primo tempo al posto di Pisano dopo che aveva avvertito un fastidio alla gamba. Nel frattempo pallone che arriva dalle parti di Troia, che prova a saltare l'uomo e ci riesce, poi tentato il tiro. Lancia lungo Lentini, intercetta di testa la TF. Pallone tra i piedi di Civiletti, che poi scambia con Villardita. Palla che va a Niceta e poi a Schiazzano. Ancora a Schiazzano che scambia con il compagno. Tenta il tiro Parrino, murato però dalla maglia nero-arancione. Ancora Villardita, adesso con ancora Villardita. Stavolta il direttore di gara fischia la punizione. Per battere la punizione di Paola, che lancia lungo verso i compagni in profondità, intercetta di testa la TF. Attenzione, ancora pallone che rimane lì. Va Civiletti sulla corsia di destra, scambia con il compagno, poi pallone che gli ritorna tra i piedi. Ancora palla tra i piedi della TF. Fischia la punizione in favore del terzo tempo il direttore di gara. Si accendono nel frattempo le prime luci al velodromo Paolo Borsellino, inizia a tramontare il sole. Si ripartirà da una rimessa laterale.
Pallone che viene poi recuperato dal terzo tempo, che può provare a ripartire. Cercato il lancio lungo, costretto ad uscire Veliu. Indica nuovamente il dischetto il direttore di gara. Ancora un altro rigore per il terzo tempo. Il terzo rigore del match. Che si prepara alla battuta del rigore. Rigore battuto e ancora una volta Veliu spiazzato. Ritorna in vantaggio il terzo tempo. 2 rigori su 2 realizzati. Passa dunque nuovamente in vantaggio il terzo tempo. Subito cerca la reazione l'ATF. Contrasto di gioco regolare per il direttore di gara. Attimo di discussione con il direttore di gara. La partita si fa nuovamente in salita per l'ATF, che se mentalmente nel primo tempo era preparata a una possibile rimonta, adesso deve ripensare a rimettere in parità il match. Tempo, grande occasione per l'ATF, arriva nel frattempo una punizione in favore della squadra di casa.
Punizione battuta, pallone che però termina alto, non riesce ad inquadrare lo specchio della porta la TF. Lancia lungo Lentini nel frattempo. Ancora pallone tra i piedi della TF che scatta sulla corsia di sinistra. Quindi allontana il terzo tempo, che giustamente dopo il secondo rigore realizzato ha trovato rinnovata energia per lottare, per mantenere la propria posizione di vantaggio. TF che invece deve assolutamente rispondere quanto prima se vuole come minimo riportare il match in parità. Nel frattempo tentato e cercato il tiro dal numero 2 Villardita, che però non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Arriva il cambio invece per il terzo tempo. Squadra ospite che può contare solo su 3 cambi. Nel frattempo entra il numero 10 Mannino Diego. Altro lancio lungo di Lentini. Subito primo pallone toccato da Mannino. Poi riaggancia la TF, che sembra voler cercare di sfondare le difese avversarie sulla corsia di sinistra. Ancora palla tra i piedi della TF. Cross in mezzo che arriva alle parti di Parrino, poi ferma tutto il direttore di gara. Intervento falloso ai danni del terzo tempo. Rimane a terra uno dei giocatori del terzo tempo, richiesto l'intervento dell'assistente, che in questo caso coincide con l'intervento del mister. Può riprendere il gioco. Richiesta un'altra uscita di Velio, altro grande rischio e pericolo per la TF. Lancia lungo Civiletti, aggancia Bronzino, che prova a scambiare con Gilia.
A proposito di Gilia, ci eravamo dimenticati di menzionare l'entrata in campo di Gilia Giuseppe. Nel frattempo si preparano altri 2 cambi dalla panchina dell'ATF. Lancio lungo di Lentini, intercettato di testa dall'ATF. Ma ora è il terzo tempo che si fa vedere e valere in avanti. Tutto regolare per il direttore di gara che lascia proseguire. Lancio lungo dell'ATF. Troppo lungo però. Non riesce ad arrivarci il numero 10 Costa. Battuta la rimessa laterale. Ancora possesso TF. Ponzino tenta il lancio lungo che viene murato da una maglia arancio-nera. Palla ancora tra i piedi della TF. Che poi si affida alle retrovie. Palla tra i piedi di Civiletti che opta per il lancio lungo a cercare gli uomini in aria, prova il salto Parrino, non arriva al pallone. Due cambi per la TF. Ad entrare sono il numero 18 Mancuso Elias Marco e il numero 19 Manzella Antonino. Palla nell'area del terzo tempo. TF che sta provando ad espugnare le difese della squadra avversaria, che si stanno rivelando molto attente, specie a seguito del gol del vantaggio. Lotta alla bandierina nel frattempo. Pallone che poi viene spedito fuori. Sarà dunque calcio d'angolo per la TF. Calcio d'angolo battuto, pallone che resta lì e per un soffio non entra. Mancato ancora una volta lo specchio della porta. Cronometro nel frattempo che continua a scorrere. Siamo al 65esimo minuto di gioco. 1-2 il risultato del match. Arriva nel frattempo il secondo cambio per il terzo tempo. Ad entrare il numero 15 Catalano Filippo. Può riprendere il gioco. Una rimessa dal fondo di Lentini, battuta lunga.
rimessa laterale battuta, recupera subito palla il terzo tempo, ma a sua volta non perde tempo a recuperarla ATF, poi con un lancio lungo prova a proporsi nuovamente in avanti. Primo pallone toccato per il numero 18 Mancuso, che subito si guadagna un calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto che si va però ad infrangere sulle maglie arancioni. Quella che termina in rimessa laterale. Ferma tutto il direttore di gara per un intervento sul numero 4 Madonia. Può riprendere il gioco. Palla ancora tra i piedi dell'ATF. Scambia Civiletti contro Ia. Poi si appoggia al subentrato Gilia. Poi pallone allontanato. E arriva un'altra cavalcata del terzo tempo, però viene sedata dalla difesa dell'ATF, che sa di non potersi più permettere errori o disattenzioni di qualsivoglia tipo. Ferma tutto il direttore di gara. Si ripartirà da una punizione in favore dell'ATF. Si aspetta il via del direttore di gara per batterla, via che arriva in questo momento, punizione battuta, pallone che arriva in mezzo, mancato lo specchio della porta, ma anche se fosse stato centrato, l'arbitro ha dichiarato il fuorigioco. Si riparte dunque da una punizione, battuta lunga dal terzo tempo. Restano 20 minuti regolamentari più recupero all'ATF per riacciuffare quantomeno il pari. Impresa che si sta rivelando abbastanza tosta. La squadra ospite sembra essere entrata nel secondo tempo con tutt'altra energia rispetto al primo, che sembrava veder semplice la rimonta della squadra di casa.
Il secondo tempo ha smentito ampiamente la cosa, dimostrando quanto l'impresa sia effettivamente difficile. Nel frattempo si prepara un altro cambio dalla panchina della TF. Lancio lungo di Lentini, intercettato di testa dal numero 6 Schiazzano. Poi palla tra i piedi del numero 13 Civiletti, che ritorna da Veliu, che allontana. Arriva il cambio nel frattempo, ad entrare il numero 16 Sarro Matteo. Chiedo scusa, il numero 16 Sarro Matteo. Altro pallone, poi tentato il tiro dalla lunga distanza, che però non trova lo specchio della porta. Ancora palla tra i piedi di Civiletti, che opta per il lancio lungo verso Troia. Legge bene però il numero 4 del terzo tempo Madonia. Richiesta laterale battuta all'indietro. Palla tra i piedi della TF, che può effettivamente mette il pallone in mezzo, però Lentini ci arriva prima con le braccia. Ancora lotta per il possesso, alla meglio la TF. Che però fatica notevolmente a ritagliarsi uno spazio nell'area del terzo tempo. Altro lancio lungo per il terzo tempo, ci arriva il numero 11 che va tu per tu con Veliu, per un soffio non lo beffa con un pallonetto. Arriva nel frattempo un altro cambio per la TF. Ad entrare il numero 15 Cangemi Andrea. Possesso TF, optato per il lancio lungo sempre sulla corsia di sinistra. Altra buona lettura del terzo tempo che allontana. Ancora palla per la TF, Civiletti scambia contro Ia. Poi palla tra i piedi del numero 17 che punta e supera l'uomo. Pallone scodellato in mezzo.
Altro pallone in aria per la TF che sfonda la porta e finalmente trova il gol del pari. Poco spazio per esultare, recuperato il pallone e riportato a centrocampo. La TF la vuole vincere. Sistori nel frattempo va a colloquio con il mister, scambia 2 parole con lui e poi riprende il secondo tempo. Trova tutt'altra energia adesso la TF, tutt'altra grinta, vuole trasformare il terzo gol che potrebbe valere la vittoria del match. Palla a Sistori che scambia con Civiletti, che prova a cercare in profondità Mancuso, palla che però termina sul fondo. Lentini va per battere la rimessa dal fondo, intercettata di testa dalla TF, che adesso vuole fare la partita. Rimessa laterale per il terzo tempo. Rimessa laterale battuta, poi ultimo tocco della squadra ospite. Non accetta il minimo cenno di nervosismo il direttore di gara, che la minima reazione scomposta non esita a fischiare e ad invitare alla calma i giocatori. Palla tra i piedi di Troia nel frattempo. Scambio, triangolazione che arriva a Civiletti e poi pallone in mezzo. L'arbitro assegna punizione in favore del terzo tempo. Altra rimessa dal fondo battuta lunga, altro pallone intercettato di testa dalla TF. Trattenuta abbastanza vistosa, sarà punizione per la TF. Punizione battuta, mette la palla in mezzo Troia, poi svettata di testa che però non trova lo specchio della porta. Sarà nuovamente rimessa dal fondo dunque. Per tempo 80 minuti di gioco, mancano 10 minuti regolamentari più il recupero.
Altra rimessa battuta lunga. Pallone messo in fallo laterale, subito battuta da Civiletti. Ancora una volta Civiletti batte la rimessa laterale. Lotta sul pallone e poi ferma tutto il direttore di gara per un fallo in attacco. Arriva il giallo per il mister dell'ATF. Battuta la punizione. Palla intercettata da Troia, poi pallone che rotola dalle parti di Cassataro. Ancora lotta sul pallone, pressa alto il terzo tempo nel tentativo di recuperare qualche palla che possa rivelarsi letale per l'ATF. Nel frattempo un lancio lungo, anche in questo caso troppo lungo, che termina in una rimessa dal fondo. Rimessa dal fondo battuta. Palla recuperata dall'ATF. Civiletti va verso Troia, pallone che viene poi allontanato. Lancia Civiletti verso Sistori, poi scambia con il compagno. Ennesima rimessa dal fondo. Rimessa dal fondo battuta. Fischia il direttore di gara. Battuta subito la punizione da parte dell'ATF, che vede ormai sempre meno minuti davanti a sé per poter vincere il match. Altra rimessa battuta. Palla ancora tra i piedi di Civiletti. Pallone in mezzo, intercettato dalla testa di uno dei difensori del terzo tempo. Ancora palla tra i piedi di Civiletti, che scambia col numero 17 e poi va su Sistori. Palla sulla corsia di sinistra. Pallone scodellato in mezzo. Poi ancora Civiletti che scambia con il compagno, ma alza la mano il direttore di gara. È fuori gioco. Arbitro
va dalla panchina dell'ATF per chiedere che i toni vengano abbassati. Nel frattempo punizione battuta lunga, recupera il pallone l'ATF, tensione che chiaramente va alle stelle in questo momento. Palla ancora tra i piedi di Civiletti. Altro pallone messo in mezzo. Attenzione, arriva il tiro, però non riesce a trovare ancora una volta la porta. Altra palla lunga. Altro pallone allontanato dal terzo tempo. Rimessa laterale per l'ATF. Pallone che poi viene allontanato favorendo una possibile ripartenza del terzo tempo. Attenta però la difesa dell'ATF, sa di non potersi concedere errori. Va Sistori a servire il compagno sulla corsia di sinistra. Vola il giallo per Lentini, per aver giocato un po' troppo con il cronometro. Battuta sempre lunga la rimessa al fondo. Tocco di mano. Sarà punizione per il terzo tempo. Punizione battuta lunga a cercare i compagni in aria, poi esce Veliu che agguanta il pallone tra le braccia e lancia lungo. Nel frattempo l'arbitro dà anche per questo secondo tempo 5 minuti di recupero. Scatta sul pallone il numero 17 che non riesce però a tenere dentro il campo. Sarà comunque calcio d'angolo che viene subito battuto cortissimo. Poi palla che arriva in aria. Altro tiro che poi viene deviato. Sarà ancora una volta calcio d'angolo. Si decide tutto in questi 4 minuti. Calcio d'angolo battuto, l'arbitro invita a ribattere. Vola
Un altro cartellino per la panchina, arriva addirittura un rosso per uno dei componenti della panchina dell'ATF. Arbitro forse veramente troppo intransigente. Non sembra accettare la minima contestazione, pena l'espulsione dal campo. Nel frattempo battuto il corner, pallone che rimane lì e poi l'arbitro fischia il calcio di rigore per un contatto di mano. Si decide tutto in questo calcio piazzato. Il match si decide qui, in questi 11 metri. Tutti i compagni vanno ad abbracciare Parrino, incitandolo, sapendo che questo calcio di rigore è decisivo per l'esito del match. Si aspetta solo il via del direttore di gara. Nel frattempo vola un doppio giallo e arriva l'espulsione per il numero 4 che lancia la fascia da capitano a terra. Viene espulso probabilmente per protesta. Nel frattempo arriva Parrino che va per battere e porta in vantaggio l'ATF che completa la rimonta ed è 3-2. Si riprende dunque con il risultato di 3-2 al velodromo Paolo Borsellino, un match al cardiopalma. Nel frattempo arriva un contatto in area. Richiesto subito l'intervento degli assistenti. Riprende il gioco nel frattempo. Arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara. Nel frattempo tutta la squadra avversaria va a protestare, vola anche un altro rosso. Una chiusura di match estremamente amara. Vola
Ancora un altro rosso. Un match terminato, penso, nel peggiore dei modi possibili. Un'eccessiva costante reazione da parte dell'arbitro a suon di cartellini, che però si è rivelata in più casi veramente eccessiva e che porta il malumore in una partita che dovrebbe essere una gioia per la squadra di casa, ma che comunque si chiude con profonda amarezza. Fatto sta che comunque il match si chiude con il risultato di 3-2 in favore dell'ATF. 3 punti preziosi per la squadra di casa.